Over 80 in fila, emozionati per sottoporsi alla profilassi anti-Covid. Il pensiero ricorrente è quello di poter riabbracciare i nipoti in sicurezza. 1 migliaio i nonni che si sono vaccinati oggi, il loro racconto. Sono arrivate già ieri sera le prime disdette delle prenotazioni negli alberghi dopo la decisione del governo di tenere chiusi gli impianti. Rabbia tra gli operatori della montagna che erano pronti a ripartire. Stop allo sci, il presidente Federica chiede un cambio di passo. Gli organi scientifici e tecnici non devono sostituirsi alla politica ma aiutare il governo, dichiara Telefriuli. Servono indennizi e programmazione seria. Prosegue la guerra dei primi cittadini contro i disservizi di Poste Italiane. 40 sindaci hanno manifestato davanti alle poste di Monfalcone. La risposta da Roma, razionalizzazione dovuta alla pandemia. Giornata di impegni mondiali. Domani per la sappadina Lisa Vitozzi, la tarvisiana Lara Della Mea. La prima al via della 15 km di biathlon a Pocliuca. La seconda esordirà a Cortina nel parallelo. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. Quella di oggi è stata la giornata della partenza, del via alle vaccinazioni per gli over 80 della nostra regione. Erano poco più di 1 migliaio le prenotazioni previste per questo lunedì. Le vaccinazioni complessive che riguardano anche le altre categorie sono 2.400 e si arriva così oggi a oltre 78.000 dosi inoculate complessivamente in Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, il direttore generale Massimo Braganti ha fatto sapere che oggi le vaccinazioni sono iniziate a Palmanova, Latisana, Codroipo e Tolmezzo, circa 350 in tutto. Domani ne sono previste 770, si comincerà anche a Udine nella zona della Fiera di Martignaco. Per mercoledì l'obiettivo è di vaccinare 900 persone tra Palmanova, Latisana, Mortegliano, Gemona, San Daniele, Codroipo, Tolmezzo e Martignaco. 480 invece le dosi somministrate oggi agli over 80 tra Trieste e Monfalcone. Domani si comincerà a Muggia, giovedì a Gorizia e dentro la fine della settimana nell'area Giuliano-Isontina saranno inoculate poco meno di 1.700 dosi. Le prenotazioni totali degli over 80 sono 53.100 suddivise fra prima e seconda dose. E questa mattina dunque c'è stato il via a San Vito al tagliamento con anziani in fila ed emozionati. È un primo pensiero ricorrente quello di poter abbracciare e riabbracciare al più presto i nipoti in sicurezza. È scattata oggi la vaccinazione anti-Covid per gli over 80 nel Friuli occidentale. Le prime dosi sono state inoculate questa mattina al distretto di San Vito al Tagliamento. In fila per l'iniezione gli anziani che da mercoledì scorso avevano fatto la prenotazione. La prima dose Pfizer è andata all'80enne Emma Volpà. È scattata oggi la vaccinazione anti-Covid per gli over 80 nel Friuli occidentale. Le prime dosi sono state inoculate questa mattina al distretto di San Vito al Tagliamento. In fila per l'iniezione gli anziani che da mercoledì scorso avevano fatto la prenotazione. La prima dose Pfizer è andata all'80enne Emma Volpatti di Valvasone. Io sono un po' duretta, anche se è la mia età. L'emozione può essere la fragilità magari dell'età, ma per fortuna oggi non mi ha raggiunto ancora, mi arriverà quando magari sentirò qualche sintomo, comunque no, adesso mi sento bene, insomma. Una cosa di sicurezza per lei e anche per i suoi cari? Soprattutto per i nipoti, sì. Nel pomeriggio vaccini anche a Sacile, domani il via a Maniago e Pordenone, mercoledì a Spilimbergo, venerdì ad Azzano X, con sedute straordinarie anche in Valcellina. Cominciamo con San Vito e sono 60 al mattino, 60 al pomeriggio, c'è l'operatore della protezione civile e il medico, in più ci sono i nostri operatori che si sono resi disponibili, cioè i miei colleghi assistenti sanitari. Oggi sono stati vaccinati circa 200 anziani, il loro primo pensiero è stato quello di poter riabbracciare i nipoti in sicurezza. Per tutti sì, che io ho 2 nipoti e voglio anche per loro, insomma. E tra 21 giorni arriverà la seconda dose. Sono contenta di aver fatto il vaccino perché finisca questa pandemia. Poi la seconda sì, all'8 marzo, festa della donna, si viene a fare il vaccino. Questo è il regalo.
Vediamo l'aggiornamento dei numeri della pandemia oggi in Friuli Venezia Giulia, dove sono stati 12 decessi con Covid e su 762 tamponi molecolari eseguiti sono stati rilevati 26 nuovi contagi. La percentuale di positività è del 3,41%, del 4,51% nel caso dei test rapidi antigenici, con 14 casi su 310 test effettuati. 63 sono i ricoveri in terapia intensiva, scendono ancora quelli in altri reparti. Sono 412 e calano anche le persone in isolamento, che oggi sono 9.284. Le nuove normative Covid che prevedono per gli autotrasportatori che entrano in Austria di presentare un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti hanno creato oggi grossi disagi al Brennero, ma invece nessuna difficoltà si è registrata al confine di Tarvisio. Se appunto al confine tra l'Austria e la nostra regione il traffico risulta regolare, tra Bressanone e il Brennero oggi si sono create delle code fino a 40 km per viaggi con destinazione in Germania o comunque che richiedono di attraversare questo paese. All'ingresso in Tirolo serve il tampone negativo e per questo motivo al Brennero sono state istituite postazioni per effettuare i test. Se non vengono presentati i certificati, i veicoli vengono deviati verso la 4 e la 23 per entrare in Austria attraverso il valico di Tarvisio, ma al momento questo non ha avuto appunto ripercussioni sulla viabilità che riguarda il confine con la nostra regione. La situazione in Friuli Venezia Giulia è al momento sotto controllo, ma è necessaria tenere alta la guardia relativamente al possibile effetto delle varianti. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Riccardi a margine di quella che è stata la riconsegna della palazzina di Pasian di Prato destinata all'emergenza Covid al secondo stormo dell'aeronautica militare. Vicepresidente Riccardi, oggi è stata riconsegnata la palazzina Pasian di Prato all'aeronautica militare, ma lei ha detto che non è un modo per abbassare la guardia. Diciamo che come il virus muta, anche l'organizzazione cambia, quindi non c'è un'esigenza in questo momento di utilizzazione di strutture come queste, per queste le abbiamo riconsegnate. Questo non significa però smobilitare, perché questa esperienza è finita e si risolve soltanto con la concentrazione sui vaccini, che è la prima cosa sulla quale oggi siamo impegnati. Queste mutazioni sono significative, bisogna tenere l'attenzione alta e quindi è evidente che modificandosi l'assetto della distribuzione del virus noi dobbiamo adeguarci a questo. Quindi in coerenza con questo oggi consegniamo all'aeronautica militare, ringraziandoli per questa possibilità che ci hanno dato, e riconvertiamo la struttura continuando ad investire sulla campagna vaccinale, ma anche a un attento monitoraggio di quelle che sono le varianti che in alcune regioni hanno già colpito in maniera significativa. Fortunatamente da noi il livello non è ancora alto, ma questo non significa che debba essere un aspetto da sottovalutare. Ieri, qualche minuto prima delle 19, la decisione del governo di tenere chiusi gli impianti sciistici almeno fino al prossimo 5 marzo e già ieri sera sono arrivate le prime disdette alle prenotazioni alberghiere nella montagna friulana, una doccia fredda per gli operatori turistici di quel territorio. A Tarvisio la notizia del rinvio al 5 marzo dell'apertura degli impianti ha causato sconforto e incertezza per il futuro. Ormai la stagione è finita, dicono gli operatori della neve, scuole di sci, ristoratori e albergatori. Potevano dirci subito che non ci avrebbero fatto aprire a novembre e ci saremmo organizzati diversamente. Iniziano le disdette oggi già dopo aver sentito che non aprono gli impianti, per cui la gomma sempre in mano e cancellare le prenotazioni. Il noleggio abbiamo perso il 90%, abbiamo 2 dipendenti che hanno famiglia, forse si riesce a fare i propri stipendi. Noi avevamo riempito sicuramente per la riapertura degli impianti, ma come è uscita questa notizia subito, tra ieri sera e stamattina abbiamo avuto tutte le cancellazioni.
siamo stati presi in giro e abbiamo comunque assunto personale, fatto spese, sprovviste, con le difficoltà che ci sono a reperire la merce, la materia prima, e quindi i ristori non sono sufficienti, qui bisogna pagare i danni. Ci eravamo programmati anche per effettuare dei tamponi sul posto, c'erano state delle richieste anche di alcuni tour operator in questo senso, per cui eravamo veramente ben organizzati. Noi avevamo molte prenotazioni, avevamo un'organizzazione abbastanza articolata che adesso naturalmente dobbiamo rivedere e ripensare. Saltando anche i due periodi più importanti, che erano quello di Natale e quello del Carnevale, non c'era un dubbio, le settimane bianche erano azzerate già dall'inizio, per cui istituti scolastici fermi, gite dall'estero ferme, come avevamo già preventivato. La stagione chiuderà a zero. Albergatori dunque che si erano organizzati per la ripartenza e che a questo punto chiedono indennizzi, ristori maggiori rispetto a quelli ricevuti. A poche ore dall'annuncio della riapertura degli impianti sciistici, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività amatoriali fino al 5 marzo, giorno in cui scade il DPCM del 14 gennaio scorso. Una doccia fredda per gli albergatori della montagna che si stavano organizzando per la riapertura delle strutture. Noi albergatori facciamo di tutto per poter aprire le nostre strutture, riscaldarle, assumere le persone, ordinare la merce, tutto per cosa? Per niente. È veramente una mancanza di rispetto verso la nostra categoria. Siamo lavoratori anche noi, come tutti gli altri, per cui abbiamo almeno il diritto e la dignità di sapere qualche giorno prima se si apre o si chiude. Va bene tutto il turismo, diciamolo green, ecologico, dalle ciaspe alle camminate, all'alpinismo, a tutto quello che si vuole, ma diciamo anche che lo sci alpino è quello che poi salva i redditi di tutti quanti. Io so a Sappada, ma anche a Tarvisio, ma anche nei pressi dello Zoncolandi, alberghi che hanno da una settimana stanno lavorando per farlo ripartire, perché ci vogliono almeno 10 giorni per far partire un albergo di una certa dimensione. E per cosa? Per niente, per fare debiti su debiti. Questa volta vogliamo avere dei ristori seri, perché quelli che ci hanno dato finora sono briciole. Noi dichiariamo che questa stagione ormai è finita, perché il 5 marzo ci avanzeranno 2 o 3 weekend di lavoro, per cui chi vuole che apra gli alberghi un po' grossi per lavorare 2 o 3 weekend. Non ha senso. Che ci fosse voglia di neve anche tra le persone lo si era capito, lo si è visto anche ieri all'Ossari, dove si sono formate delle code all'esterno dell'area che era stata creata per il contingentamento delle persone appunto che volevano accedere alla cabinovia. Vediamo appunto cosa è successo. Lunghe code ieri alla cabinovia del Monte Lussari a Tarvisio, con centinaia di persone in attesa di salire. Il Lussari era a numero chiuso, gli ingressi erano contingentati, spiega il direttore degli impianti sciistici del Tarvisiano, Alex Paliviero. Le code si sono create per via di un contingentamento che la normativa prevede sugli impianti, ma soprattutto si sono create perché abbiamo stabilito come promoturismo di non far salire più di tante persone sul Lussari. È un numero che equivale alla capienza che hanno i ristoranti a monte. Siamo arrivati a una cifra che è 395, ieri la richiesta era molto più grossa, per cui la fila si è creata al di fuori delle nostre casse. Fila all'accesso dell'impianto non ce n'era, la coda era al di fuori delle casse. Nonostante che noi fossimo preparati a questo, avessimo anche del personale che ci aiutavano appunto a mantenere l'ordine. Sono spazi che non competono a noi, nel senso che erano sulla strada, noi avvisavamo anche più o meno dei tempi di attesa, erano un'ora e mezza, ma il Lussari è il Lussari, il fascino del Lussari è quello per cui tutti volevano salire, perché è chiaro che noi nel momento in cui uno era salito e a sua volta ridisceso, andavamo a compensare cercando sempre di mantenere quel numero costante. Sul prolungamento dello stop allo sci vanno tutti all'attacco del metodo Speranza.
Fuoco incrociato della politica e delle categorie contro quello che è stato ribattezzato il metodo Speranza. C'è chi se la prende direttamente con il ministro, chi con il comitato tecnico scientifico e chi tira in ballo pure Matteo Renzi. Il senso è questo: non si può dire all'ultimo agli operatori economici che non potranno riaprire dopo aver affermato il contrario fino al giorno prima. Lo stop allo sci è la classica goccia che fa traboccare il vaso. Nel mirino del presidente della regione Massimiliano Fedriga c'è il comitato tecnico scientifico. Se è pur vero che il nuovo governo si è insediato il giorno prima della decisione, afferma, è altrettanto vero che il CTS c'è dai mesi precedenti e nei giorni scorsi ha dato il via libera alle linee guida approvate dalla conferenza delle regioni. Il metodo Roberto Speranza è da cambiare, dice l'europarlamentare e segretario del Carroccio in Friuli Venezia Giulia Marco Dreosto. Non si può dire la sera prima a tutti gli operatori della montagna che non riapriranno il giorno dopo. Sia Dreosto che Fedriga fanno affidamento ai ministri della Lega Giorgetti e Garavaglia, che puntano a indennizi più consistenti per le categorie colpite. Il settore sciistico, affermano poi i deputati del Movimento 5 Stelle eletti in Friuli Venezia Giulia, Luca Sut e Sabrina De Carlo, è il primo a pagare pegno per l'intemperanza politica di Renzi, che con la crisi di governo e la fine del Conte 2 ha di fatto ritardato l'arrivo degli aiuti statali per le attività della montagna, su cui da oltre un mese erano pronte le nostre proposte. Tornando alle questioni di metodo, il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo, ha parlato di modalità offensiva nei confronti di una parte dell'economia montana di cui il ministro Speranza probabilmente non ha nessuna conoscenza. A chiedere un cambio di passo e dunque anche di metodo con gli organi scientifici che non si sostituiscano al governo ma siano di aiuto e di suggerimento è il governatore Fedriga, che insomma protesta contro il caos legato alle decisioni prese all'ultimo minuto e chiede indennizi e programmazione seria. La decisione dell'ultimo minuto di tenere chiusi gli impianti di risalita e quindi tutti i comprensori sciistici ha creato un danno enorme a un comparto già fortemente colpito dalla pandemia. Per questo noi chiediamo con forza che il nuovo governo prenda atto di questa situazione e intervenga subito, intanto con degli indennizi che non possono essere i ristori che abbiamo conosciuto fino adesso del precedente governo Conte, che sono assolutamente insufficienti. Dall'alto serve una programmazione seria. Non si può pensare di arrivare a poche ore dalla riapertura e dire che l'idea si è cambiata e che bisogna tenere chiuso tutto. Ricordo che il CTS aveva vagliato pochi giorni prima l'ok alla riapertura con le linee guida proposte dalla conferenza delle regioni. Lo sapevano con largo anticipo che il 15 potevano riaprire gli impianti di risalita. Non è accettabile arrivare a domenica. Su questo Regione Friuli Venezia Giulia, ma devo dire tutta la conferenza delle regioni hanno preso una posizione molto netta e chiara. Serve un cambio di passo, serve che gli organi scientifici e tecnici non si sostituiscano alla politica ma aiutino il governo a compiere le scelte. E queste esternazioni che abbiamo visto anche negli ultimi giorni non aiutano da parte dei componenti scientifici o dei consulenti scientifici. Serve chiarezza. In un momento di difficoltà enorme dal punto di vista economico non si può sommare il caos. Quella di oggi è stata la giornata della protesta dei sindaci contro i disservizi di Poste Italiane, una quarantina i primi cittadini che si sono messi in coda a Monfalcone. 40 sindaci da ogni parte della regione per dire basta ai disservizi di Poste Italiane. Si sono dati appuntamento all'esterno dell'ufficio postale di Monfalcone, che ogni pomeriggio per le chiusure degli altri sportelli dell'Isontino si trova a gestire un bacino di utenti di oltre 100.000 persone e che questo pomeriggio era chiuso per un contagio da Covid. Con una lunga fila simbolica i primi cittadini hanno voluto testimoniare la solidarietà delle istituzioni a cittadini e dipendenti. ANCI ha voluto essere al fianco di tutti i sindaci del Friuli Venezia Giulia proprio per dimostrare quanto sia importante che i servizi di Poste Italiane nella nostra regione funzionino e funzionino bene. Se noi in questi periodi troviamo tanti uffici postali ancora chiusi con la coda dei nostri anziani o delle persone fragili fuori, capite che c'è qualcosa che non va.
per cui noi siamo qua oggi a manifestare questo disagio e come sindaci vogliamo proprio far sentire la nostra presenza affinché venga posto rimedio. Le abbiamo provate tutte perché abbiamo scritto a Poste Italiane, abbiamo avuto delle call conference, abbiamo chiesto delle cose molto normali e non abbiamo ottenuto niente e di conseguenza le file infinite pomeridiane. Pensi che il bacino di questa nostra città, ad esempio, passa da 29.000 abitanti al pomeriggio a 100.000 abitanti perché raggiunge le località di Doberdò, di Grado, di Duino a Urisina, ma anche della Bassa Friulana, da Palmanova a Cervignano. Questo è intollerabile anche per i dipendenti, per il rispetto dei lavoratori. E arriva la risposta alla manifestazione dei sindaci da parte di Poste Italiane in un comunicato dove spiega come la razionalizzazione degli uffici postali sia frutto dell'emergenza pandemica. Anche la chiusura dell'ufficio di Monfalcone per Covid, comunica Poste Italiane, e conferma che la razionalizzazione è necessaria per assicurare alla comunità la continuità del servizio pur con l'emergenza in atto. Attualmente, spiega ancora Poste Italiane, il 100% degli uffici postali del Friuli Venezia Giulia è aperto al pubblico e dei 331 uffici solo 60 sono interessati dalla riduzione di orari. L'azienda sta proseguendo nel programma di graduale normalizzazione delle aperture, così si conclude la nota. Un uomo di 48 anni di Udine, Emanuele Toniutti, che viveva da solo nella zona di via Sant'Osvaldo, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. A dare l'allarme sono stati i parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lui, ma a nulla purtroppo è servito l'intervento in emergenza. L'uomo è morto in seguito a un malore. Persa in condizioni serie ma non è in pericolo di vita un ragazzo di 20 anni di Tolmezzo che è rimasto ferito mentre lavorava in vetreria a Zuglio ed è stato travolto da un bancale di lastre di vetro sotto il quale è rimasta incastrata una gamba. Il giovane è stato accolto all'ospedale di Tolmezzo. Sono finiti in manette 2 uomini di Tramonti di Sopra e di Meduno per possesso illegale di armi. La polizia ha trovato in loro possesso anche alcuni sacchetti di marijuana. Dietro minaccia si facevano restituire parte dello stipendio percepito da alcuni cittadini stranieri. Per questo 3 persone sono state arrestate dai carabinieri di Monfalcone per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, estorsione e somministrazione fraudolenta di manodopera. In esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare in carcere messe dal GIP del Tribunale di Gorizia. I reati sono stati commessi a Monfalcone e Falconara Marittima a partire dal 2018. I destinatari dei provvedimenti sono i responsabili di una società con sede in provincia di Ancona che opera in appalto diretto con 170 lavoratori nei cantieri di Monfalcone, Genova e Ancona della società Fincantieri che è risultata estranea ai fatti e ha fornito massima collaborazione alle indagini. 117 migranti sono stati rintracciati la scorsa notte dalla squadra mobile della questura di Udine fuori dal casello dell'autostrada a Gemona. Sono arrivati con 2 auto articolate con un furgoncino nel cuore della notte con un carico di 117 uomini stipati dentro a un rimorchio di uno dei 2 mezzi pesanti usciti dalla A23 al casello di Gemona. Scaricati i migranti di varie etnie, tra cui 11 donne, stavano per rimettersi in autostrada e dileguarsi. Sarebbe stato l'ennesimo abbandono di irregolari in Friuli rimasto impunito dopo i 2 maxi rintracci di oltre 100 migranti nel novembre scorso, sempre lungo la A23 e la Osovana. Questa volta per ad attenderli c'era la squadra mobile della Polizia di Stato della Questura di Udine. Gli agenti diretti dal vicequestore Massimiliano Ortolan hanno così tratto in arresto un cittadino sloveno e 2 cittadini bosniaci per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la cui identità peraltro era già emersa durante le indagini avviate mesi fa, coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine. I 117 migranti sono stati rintracciati appena scaricati a poca distanza dal casello. Sono stati portati alla ex caserma Cavarzerani di Udine. È la prima volta che in Friuli Venezia Giulia viene fermato un mezzo pesante con tanto di staffetto e di un furgoncino in appoggio per il traffico di uomini.
Chiusura di un bar a Dignano è successo ieri sera dopo la segnalazione di alcuni cittadini che hanno notato clienti all'interno del locale consumare bevande. Per i 6 avventori e per il titolare è scattata la sanzione e appunto dopo l'intervento dei carabinieri è stata applicata anche la sanzione accessoria dell'immediata chiusura del bar. C'è stato un incendio la scorsa notte a Fogliano Re di Puglia, ha riguardato un grosso container adibito d'ufficio in prossimità dell'ex baita degli Alpini in via Doberdò. Nessuna persona è rimasta ferita. Ingenti i danni hanno operato i vigili del fuoco di Monfalcone, di Ronchi dei Legionari e di Gorizia. Il comitato RFI approva il progetto del Comune di Udine per eliminare i passaggi a livello che dividono in due la città. Forse questa è la volta buona, i passaggi a livello che dividono la città potrebbero essere eliminati. L'idea c'è, però bisogna vedere se dall'idea si passa ai fatti. I responsabili di RFI hanno apprezzato il nostro progetto, dicono che è un progetto tecnicamente percorribile, si può fare, adesso è chiaro che le decisioni devono essere prese ai massimi livelli a Roma. E allora l'assessore Pizzimenti sta organizzando adesso degli incontri che si faranno a Roma per verificare la disponibilità dei responsabili di RFI. L'esempio che abbiamo portato noi, il nostro progetto è simile ad altri che RFI ha già finanziato, come anche hanno detto che non è in contrasto con i progetti già finanziati che interessano la stazione di Udine. Il primo, che avrà un finanziamento di 50 milioni, riguarda l'automatizzazione in pratica di tutta la stazione, e poi l'altro che riguarda il doppio binario sulla circolare esterna per togliere i treni in pratica che salgono verso Bivio Vatte e quindi che interessano via del Bon, via Cividale, che stanno creando molti problemi alla popolazione. Tra poco Sport FUG, domani la giornata mondiale di Lisa Vitozzi e Lara Della Mea. La sappadina sarà impegnata nella 15 km a Pocluca, terza gara in 4 giorni con la rassegna di data di biathlon che riparte. Esordio mondiale invece per la tarvisiana Della Mea nel parallelo. Parleremo anche della delusione Brignone oggi ai mondiali di Cortina e spazio poi al udinese, ovviamente al calcio femminile, al Pordenone e al basket. A seguire vi ricordo l'appuntamento con le nostre previsioni del tempo. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buona serata, arrivederci.